Partite tra battibecchi e veri e propri scontri, la maratona in consiglio comunale sulla variante per la cabinovia, protesta in piazza dei comitati contrari all'opera. La zona di Piazza Perugino e via Sette Fontane è ancora al centro di disordini, la polizia locale ha sedato una rissa, arrestato un uomo che aveva picchiato la compagna. Ha probabilmente lasciato la porta di casa aperta e ha ricevuto la visita dei ladri, è successo ieri a un triestino residente a San Giacomo, rubati gioielli. Luca Zaia e Massimiliano Fedriga ancora saldamente al primo e secondo posto della classifica dei governatori più graditi in Italia secondo la statistica SVG. La fine della scuola e la Pentecoste, ma anche il concerto di Cremonini porteranno tanto traffico sulla rete autostradale della regione nel prossimo weekend. Ore decisive per la sorte della Triestina, si aspetta di sapere se la società potrà iscriversi al prossimo campionato. Domani in diretta nel TG della sera il corteo di protesta dei tifosi. La prossima stagione del Rossetti si riparte con Simone Cristicchi e Trieste 1954. Tanta attenzione al territorio nelle produzioni dello stabile. Buonasera dal telegiornale di Tele4. È partita dunque tra battibecchi e scontri la maratona in consiglio comunale sulla variante relativa alla cabinovia. Tra il pubblico c'erano anche alcuni esponenti dei comitati che si oppongono all'opera, ma vediamo subito il servizio. Parte in un clima incandescente la maratona in consiglio comunale sulla variante al piano regolatore accesso nord per il tratto di cabinovia che secondo il progetto dovrebbe sorvolare il Bosco Bovedo. Le scintille si sono accese immediatamente, ancor prima di entrare nel vivo della discussione, già su questioni procedurali. Iniziata con circa mezz'ora di ritardo, la prima delle 3 sedute straordinarie previste ha approvato le modalità di discussione proposte dal Presidente Panteca in un clima assai litigioso. D'ordine. Allora, prima di parla, dopo li presumo in linea perché vedi che c'è la funzione d'ordine, non vai la telepatia, no? Ma dai, iniziamo, adesso la persona qua. Ma che giovedì, degli esperti elementari, degli esperti elementari, ma ascolta quel che sei, ma ascolta quel che dico, dai, cominciamo. Presenti tra il pubblico alcuni esponenti dei comitati che si oppongono all'opera definita inutile, impattante e dannosa, che seguiranno l'intero iter alternando la loro presenza in aula. Sono oltre 3.000 le osservazioni e opposizioni presentate dai cittadini, circa 260 gli emendamenti delle opposizioni. Se il buongiorno si vede dal mattino, la discussione non sarà tranquilla e probabilmente non basteranno i 3 giorni programmati per l'approvazione della variante. Le opposizioni faranno il loro mestiere, faranno di tutto per bloccarci. Io credo che sia una grande opportunità per la mia città, lo dicono i cittadini, quando cammino per la città dovresti vedere cosa mi dicono i cittadini. Mi aspetto grandi problemi da parte della sinistra, insomma questa è la realtà, per cui andremo avanti giorni, senti urlano come pazzi, fa parte del gioco della politica, insomma. All'avvio dei lavori in aula abbiamo sentito anche la maggioranza e l'opposizione sulla cabinovia. Il Consiglio tornerà a riunirsi in seduta straordinaria anche domani e venerdì. Vediamo. Ma noi siamo qui a far sentire la voce di chi è fuori e ci ha fermato venendo anche in Consiglio chiedendoci di dar voce davvero a una contrarietà. E li terremo fermi qui spiegando le buone ragioni di chi sa che l'Ovovia è una follia, che l'Ovovia in una città di Bora è qualcosa che non si può e non si deve fare, che è un dramma ecologico ed è uno spreco economico e abbiamo la speranza che forse qualcuno ci ascolti, che alla fine ritirino la delibera. Ma è una delibera oggettivamente complessa perché recepisce 3.000 e oltre osservazioni che quindi andranno trattate, hanno già il parere degli uffici competenti. È un atto, ribadisco, dovuto, come è stato più volte sottolineato da parte dell'amministrazione comunale, perché approviamo una variante di piano regolatore che è già stata adottata in precedenza. Quindi si tratta sostanzialmente di consentire che questo strumento urbanistico preveda la realizzazione dell'opera. Ecco, io mi aspetto che ci sia, seppure nell'ambito del
nel rispetto dei rispettivi ruoli, un dibattito il più sereno possibile. L'Ovovia è un'opera inutile, impattante e insostenibile, ormai la questione è chiara a tutti, sia a larga parte della popolazione sia ai tanti enti che si sono espressi nel merito nel corso di questi anni. Sono convinto che la questione sia chiara anche a quegli esponenti della maggioranza che difendono l'opera per partito preso, ma in cuor loro sanno benissimo che sarebbe un danno per la città. Noi abbiamo presentato più di 200 emendamenti perché tante sono le questioni di merito da affrontare nell'ambito del Consiglio Comunale. Faremo di tutto per bloccare un'opera inutile che Trieste non vuole, lo faremo qui, lo faremo anche in altre sedi insieme alle tante persone che si sono mobilitate nel corso di questi anni. Beh, in realtà abbiamo questa 3 giorni, io chiedo all'opposizione massima serietà e responsabilità, è un'opera che non è impattante come ha detto il capogruppo di Adesso Trieste, va praticamente a togliere l'1% di quel che è 12.000 ettari, quindi 0,08% di bosco che viene tolto, quindi praticamente nulla. Può piacere come non piacere, ma sui dati tecnici hanno totalmente torto. E durante la prima seduta del Consiglio dedicata alla cabinovia, i comitati Novo Via hanno manifestato in Piazza Unità. C'era circa un centinaio di persone, mentre il portavoce William Starz ha distribuito un volantino ai consiglieri in aula. Sentiamo. Le paure fa 90, vero? Avrete visto nell'appello che vi abbiamo inviato e inviato a tutti i consiglieri, siamo qui perché riteniamo che questo è il luogo principe dove discutere apertamente della cabinovia, sia da parte dei contro sia da parte dei pro. Oggi abbiamo assistito a questa prima giornata in cui ci sono stati, come era naturale in tutti i posti, anche dei momenti di acceso confronto. Auspichiamo che ci sia un confronto reale. Se ci sono da dire delle cose, questo è il momento, questa è la sede, nel rispetto sempre delle opinioni altrui, ma su questo problema, che è un problema non tanto oggi che lo dibattiamo, ma potrebbe diventare qualora lo realizzassero, dobbiamo essere chiari. La gente deve capire fino in fondo chi è favorevole e chi è contrario, ma soprattutto le ragioni per cui uno è favorevole e per cui uno è contrario. È venuto il momento di parlare, non difendere posizioni precostituite. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Pomeriggio movimentato in una zona di Piazza Perugino dove è scoppiata una violenta rissa fuori da un bar. Quasi contemporaneamente un uomo è stato arrestato per aver picchiato una donna in strada. In entrambi i casi è stato determinante l'intervento della polizia locale. Vediamo. Un uomo picchia la compagna in via Sette Fontane e la polizia locale lo arresta. Poco prima a richiedere l'intervento degli agenti era stata una rissa scoppiata a poca distanza in piazza Perugino. 2 episodi violenti quasi in contemporanea accaduti nei giorni scorsi. La pattuglia del nucleo interventi speciali si stava recando in appoggio ai colleghi impegnati a sedare la rissa quando è stata fermata da un gruppo di cittadini che hanno dato l'allarme. Un uomo stava picchiando una donna in via Sette Fontane. Sul posto gli agenti hanno riconosciuto l'uomo, un 40enne triestino già indagato per maltrattamenti in famiglia, il quale alla vista della pattuglia ha cercato di allontanarsi, togliendosi la maglia in un maldestro tentativo di mimetizzarsi. L'uomo è stato arrestato e condotto al carcere di via Coroneo. Poco prima era scoppiata una violenta lite tra 2 avventori davanti a un bar di piazza Perugino. La pattuglia del NIS si trovava nei paraggi in servizio di prevenzione e controllo antidroga insieme a Conan, il cane da qualche tempo in forza alla polizia locale. Le grida e il frastuono di tavolini e sedie rovesciate provenienti dal pubblico esercizio hanno immediatamente attirato l'attenzione degli agenti che con non poca fatica sono riusciti a immobilizzare il presunto aggressore che opponeva una strenua resistenza e a accompagnarlo infine alla caserma San Sebastiano per le pratiche di rito. Al termine l'uomo è stato denunciato a piede libero per percosse e resistenza pubblico ufficiale. Ancora cronaca, dimentica la porta di casa aperta e riceve la visita dei ladri. È successo ieri pomeriggio intorno alle 13 in un'abitazione di via San Giacomo in Monte. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. I ladri hanno rubato gioielli il cui valore è ancora in fase di quantificazione. Stando a quanto si apprende, i malviventi potrebbero essere stati ripresi dall'impianto di videosorveglianza di cui è dotato l'ingresso della palazzina.
Appalti irregolari indetti da vari enti locali della provincia di Gorizia per l'acquisto di nuovi scuolabus, ben 7 bandi vinti illecitamente dalla stessa società con sede nella provincia di Venezia. Le procedure risultate turbate in relazione alla scelta del contraente ammontano complessivamente a circa 1.100.000 euro. Le indagini della Guardia di Finanza di Gorizia hanno portato alla denuncia di 6 funzionari degli enti interessati e di un dipendente della società veneta fornitrice degli scuolabus. Un funzionario aveva svolto le pratiche per 2 procedimenti. Tra i comuni coinvolti non risulta esserci Monfalcone. I carabinieri di Trieste hanno compiuto un gesto di grande sensibilità mettendo in salvo 2 gattini rimasti bloccati all'interno del vano motore di un'autovettura parcheggiata. L'intervento è avvenuto ieri sera in Riva Augusto, ha evitato un potenziale tragico epilogo. Per il primo gattino non è stato possibile rintracciare la proprietaria del veicolo e quindi, utilizzando gli strumenti a loro disposizione, i militari sono riusciti a estrarre appunto uno dei 2 gattini mettendolo in sicurezza. Per il secondo, che si trovava in una posizione più complessa, sono intervenuti i vigili del fuoco. La pattuglia dei carabinieri ha deciso intanto di prenderli in custodia, garantendo loro le prime cure. Verranno ora consegnati al gattile comunale, dove riceveranno le cure necessarie e saranno in attesa di trovare una nuova casa. L'annuale classifica, e siamo alla politica, della SVG dei presidenti di regione più graditi dalla cittadinanza vede anche quest'anno ai vertici i governatori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, Zaia e Fedriga. Vediamo. Classifica confermata anche quest'anno. Se Luca Zaia, presidente del Veneto, è il governatore italiano più gradito, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rimane saldamente al secondo posto. È quanto emerge dal più recente sondaggio di SVG. I 2 leghisti, seguiti dalla new entry dell'Umbria, Stefania Proietti, confermano tra marzo e maggio 2025 i risultati del 2024. Alla domanda su quanto ritenga efficace l'operato di Zaia ha risposto molto o abbastanza il 70% degli intervistati. Per Fedriga la percentuale è stata del 64%. Terza Proietti, prima governatrice del centro-sinistra di questa classifica, con il 53%. Al quarto posto troviamo il forzista Roberto Chiuto della Calabria, il 52%, ma in sensibile crescita, più 6% rispetto al 2024. Quinto è Vincenzo De Luca, governatore PD della Campania, che sebbene ottenga lo stesso risultato di Occhiuto, 52%, è in calo di 4 punti rispetto all'anno scorso. Tra i primi 5 governatori dunque ce ne sono 3, Fedriga, Zaia e De Luca, che sono già al secondo mandato e che quindi, a regole vigenti, non potranno ricandidarsi. 3 impianti sportivi triestini saranno completamente riqualificati grazie a un contributo regionale di quasi 800.000 euro. Gli interventi interesseranno le strutture della scuola Biagio Marin di Cologna e di San Luigi, con lavori che puntano a migliorare l'offerta sportiva nei quartieri e rendere gli spazi più moderni e accessibili. Sentiamo Bernardo Gulotta. Trieste investe nello sport di quartiere e lo fa con un bel colpo, quasi 800.000 euro ottenuti dalla Regione su finanziamento proposto da Fratelli d'Italia, primo firmatario Claudio Giacomelli, per rimettere a nuovo 3 impianti sportivi fuori dal centro storico. L'annuncio è arrivato dall'assessore comunale allo sport Elisa Lodi. Si parte dalla scuola Biagio Marin, in via Marco Praga, dove verranno rifatti i campi da pallavolo e basket, la pista di atletica, le pedane per i salti e anche gli spogliatoi. Un lavoro da 490.000 euro che restituirà agli studenti e ai residenti un impianto moderno e funzionale. Al Draghicchio di Campo Cologna, in via Mendola, tocca i 3 campi da tennis, nuova pavimentazione, coperture rinnovate e un impianto pronto a tornare a pieno ritmo con un intervento da 213.000 euro. Infine il campo di San Luigi in via Felluga. Qui il vecchio campo da calcio a 7 sarà completamente rifatto con un manto in erba sintetica di ultima generazione, nuovo sottofondo, canalette e porte. Spesa prevista 493.000 euro. Un ringraziamento alla Regione Friuli Venezia Giulia e soprattutto al consigliere capogruppo Claudio Giacomelli per questa iniziativa che permette al Comune di ottenere ed aver ottenuto dei importanti finanziamenti per 3 strutture sportive periferiche. Non si ferma il lavoro del Comune di Trieste, andiamo a intervenire quest'anno con risorse certe al Pala Rubini piuttosto che al Pala Chiarbola con la sistemazione della palestrina. Andremo avanti col progetto di riqualificazione completo del Grezzar, del Ferrini.
Il contributo regionale copre circa 2/3 dei costi, il resto lo metterà il comune. Un investimento concreto per migliorare gli spazi dove tanti triestini ogni giorno fanno sport, si incontrano e vivono il proprio quartiere. Considerato che i centri storici dei comuni capoluogo hanno un boom economico e turistico straordinario, boom che noi vogliamo senz'altro proseguire, dobbiamo prendere atto però che non si può abbandonare i nostri quartieri dove vivono la maggior parte dei triestini e considerato che Trieste non può diventare nel Disneyland, nel Las Vegas, ma deve guardare i propri abitanti, abbiamo varato questa misura che da un lato serve a riqualificare i cantieri, dall'altro tramite i campi sportivi una misura anche rivolta ai giovani, di inclusione sociale, ai ragazzi, dare qualche cosa da fare e quindi è veramente una misura di cui siamo estremamente orgogliosi. Trieste ha conferito la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri, riconoscendo il profondo legame storico e il costante impegno al servizio della comunità. Una cerimonia solenne in Consiglio Comunale ha celebrato la vicinanza, il coraggio e la dedizione di un'istituzione da sempre al fianco dei cittadini. Vediamo. Un legame indissolubile che continua a vivere nel quotidiano servizio reso con dedizione, professionalità e umanità alla nostra comunità. E ti consegno questo meraviglioso. Trieste ha reso omaggio all'Arma dei Carabinieri conferendo la cittadinanza onoraria, simbolo di un legame profondo e indissolubile con la città. La cerimonia si è svolta oggi nella sala del Consiglio Comunale, dove il sindaco Roberto Di Piazza ha ufficializzato il conferimento davanti a un'aula gremita, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. Una decisione votata all'unanimità che riconosce l'alto senso del dovere, la fedeltà e la costante vicinanza dei Carabinieri alla cittadinanza triestina. Nelle motivazioni si sottolinea come l'Arma sia stata parte integrante della storia della città, testimone e protagonista di un percorso condiviso fin dal ritorno di Trieste all'Italia nel 1954. A ricevere l'onorificenza accanto al sindaco c'era il generale di corpo d'armata Maurizio Stefanizzi, comandante interregionale Vittorio Veneto, giunto da Padova, affiancato dal generale di brigata Gabriele Vitagliano, comandante della Legione Friuli Venezia Giulia, e dal colonnello Gianluca Migliozzi alla guida del comando provinciale. Sono emozionatissimo perché il mio legame con questa città e con questa gente, anche con lei, sembra è fortissimo. Per noi è veramente un onore, anche se la parola è un po' caduta in desuetudine, essere qui, avere il ringraziamento formale della città e della gente di Trieste per noi non ha prezzo, vuol dire che facciamo abbastanza bene il nostro lavoro, ma che dobbiamo continuare a farlo bene, semmai meglio, perché si può fare tutto sempre meglio e i miei Carabinieri devono fare sempre meglio per questa meravigliosa città. La giornata ha assunto un significato speciale, carico di emozione e memoria, un tributo sentito a chi ogni giorno opera con discrezione e coraggio al fianco dei cittadini, garantendo sicurezza, ordine e presenza nei momenti più delicati della vita collettiva. Trieste con questo gesto ha voluto dire grazie ai suoi carabinieri. Io amo i carabinieri perché credo che sono la spina dorsale del nostro paese. Con loro ho sempre collaborato sulla sicurezza, abbiamo fatto delle cose fantastiche. Mi ricordo ancora il maresciallo Scalabrin a Servola, ti parlo degli anni 70, per cui con loro ho un rapporto bellissimo. Poi sono carabiniere onorario e oggi li ho fatto cittadino onorario di Trieste, che è una cosa bellissima, ma domani, cari concittadini, tutti in piazza perché sarà qualcosa di straordinario. E domani infatti in Piazza Unità ci sarà la celebrazione della festa dei Carabinieri. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi. Riprendiamo il telegiornale. Traffico intenso su tutta la rete autostradale regionale nel prossimo fine settimana per la concomitanza della chiusura delle scuole con la Pentecoste. Attesi migliaia di turisti dall'Austria. A Trieste chiusa la costiera tra giovedì e venerdì. Vediamo. E allerta traffico sulla rete autostradale per il prossimo fine settimana. La fine dell'anno scolastico quest'anno coincide con la Pentecoste, ricorrenza che richiama sulle spiagge del Friuli Venezia Giulia e del Veneto migliaia di giovani dall'Austria. A questo si somma il concerto di Cesare Cremonini, previsto domenica 8 giugno a Lignano Sabbiadoro. Già a partire da venerdì 6 giugno, stando alle previsioni elaborate da Autostrade Alto Adriatico, si potrebbero registrare per tutta la giornata code e rallentamenti lungo la tangenziale
tangenziale di Mestre in direzione Trieste per le partenze dei primi turisti. Traffico da Bollino Rosso, ovvero particolarmente intenso per sabato 7, quando oltre alle code previste in mattinata sulla tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, si potrebbero verificare incolonnamenti e rallentamenti sulla A4 in entrambe le direzioni, sia al mattino che al pomeriggio, in prossimità degli svincoli in direzione del mare e in uscita alla barriera dell'Isert. Situazione da bollino giallo con traffico sostenuto, quella che si prospetta invece nella giornata di domenica 8 giugno, con possibili code e rallentamenti al mattino sull'autostrada A4 in entrambe le direzioni, sempre in prossimità degli svincoli verso i litorali e alla sera soprattutto al casello di Latisana per il concerto. Ancora strascichi di code per le prime partenze lunedì 9, soprattutto sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste per tutta la giornata e al mattino sulla A4 in entrambe le direzioni, sempre verso le località di mare. A Trieste qualche disagio è previsto per lo stop alla circolazione per lavori lungo la strada costiera per alcune ore nella notte tra giovedì e venerdì. L'intervento, spiega Cegas APS Amga, è necessario per realizzare alcuni lavori di manutenzione inderogabili che si svolgeranno dalle 22 di giovedì alle 2 di venerdì mattina. Sono ore decisive per la Triestina. Tele4 seguirà in diretta durante il telegiornale di domani delle 19:30 il corteo di protesta dei tifosi della Triestina che partirà dalle 18:30 da Piazza della Borsa e con tutta probabilità proprio domani si conoscerà il destino della società, se vi sarà cioè la possibilità, grazie all'arrivo di nuovi fondi, di iscrivere la squadra al prossimo campionato. C'è tempo fino a venerdì, per cui è una vera e propria lotta contro il tempo, oppure se l'amministratore delegato della società sarà costretto a portare i libri in tribunale, eventualità che mette i brividi e che tuttavia serpeggia tra i tifosi e non solo. Serve una cifra intorno ai 6 milioni di euro per mettersi in regola, saldando gli stipendi arretrati, pagando le tasse arretrate, versando poi la fideiussione per l'iscrizione alla nuova stagione, 700.000 euro. Per tirare un primo sospiro di sollievo, la Triestina dovrebbe versare subito circa 3 milioni e mezzo di euro. La stagione 2025-26 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è stata presentata questa mattina. Si parte il 7 ottobre con Trieste 1954 di e con Simone Cristicchi. Per quanto concerne le produzioni proprie, molto spazio sarà dato alla memoria del territorio e proprio al territorio stesso. Vediamo il servizio di Umberto Bosazzi. Anche nel cartellone 2025-2026 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia c'è tanta memoria. Una memoria verrebbe da dire doppia. Si comincia il 7 ottobre con Trieste 1954 di e con Simone Cristicchi, regia di Paolo Valerio, che dunque applauditissimo resta alla direzione del Rossetti fino alla scadenza naturale del mandato. Già il Mittelfest butterà invece Argo, un testo che narra la fuga dall'Istria e che vedrà protagonista Ariella Reggio. Poi Svevo, Joyce, Zeno Blum, uno spettacolo che mette a confronto i due colossi della letteratura del Novecento attraverso i rapporti fra i loro personaggi più emblematici. Dirige Davide Calabrese, drammaturgia di Laura Pelaschiare e Paolo Quazzolo, in scena Fulvio Falzarano e Francesco Godina. È in preparazione poi, diretta da Valerio Santoro, una nuova versione di Rigenerazione con Nello Mascia. Dunque memoria del territorio e memoria letteraria insieme per condividere un'identità. Fra le produzioni proprie, accanto alle riprese e agli spettacoli in tournée, va citato il Romeo e Giulietta che chiuderà la stagione, progetto realizzato in collaborazione con il Teatro Verdi. Anche per quanto riguarda gli spettacoli ospiti, fatto salvo lo spazio tradizionalmente offerto dalla Sala Bartoli al Teatro Contemporaneo, sarà la memoria, ma in questo caso la memoria stessa del teatro, a farla da padrona. La gatta sul tetto che scotta, il lutto si addice ad Elettra, Otello e il Gabbiano, per non dire di Amadeus. Fra gli attori Stefano Accorsi con Odissea e Luca Marinelli con un'antologia di testi da Italo Calvino. Sul fronte del musical, in attesa di conoscere l'intera programmazione, appuntamento a settembre per una nuova presentazione, torneranno Cats, Rocky Horror Show, We Will Rock You, aggiunge un posto a tavola La febbre del sabato sera. Si attendono anche Cantando sotto la pioggia, Sherlock Holmes il musical con Neri Marco Re e I Tre Moschettieri opera pop. La campagna abbonamenti parte martedì 10 giugno, c'è tempo fino al 29 agosto per le riconferme dei turni fissi.
Ed ora, assieme al presidente dello Stabile Francesco Grambassi e al direttore Paolo Valerio, un'analisi breve dei temi al centro della prossima stagione. Dal nostro territorio uno sguardo sul mondo potrebbe essere lo slogan del cartellone di prosa. Direttore Paolo Valerio, che fra l'altro è stato riconfermato. Allora vediamo le interviste di Umberto Bosazzi. Le nostre produzioni sono un momento fondamentale. L'attività di un teatro stabile si caratterizza per la qualità delle produzioni e devo dire che storicamente il Teatro Rossetti ha sempre avuto delle produzioni molto interessanti e negli ultimi anni alcune delle nostre produzioni sono stati gli spettacoli più visti in giro per l'Italia. Abbiamo voluto in qualche modo riprendere i grandi successi dello scorso anno perché inaspettatamente la sfida di 1954 Trieste con Simone Cristicchi è partito come un omaggio al 26 ottobre, ma in realtà è diventato uno spettacolo che tutti ci hanno richiesto, quindi partiamo da Trieste e andiamo in tournée. E poi accanto il nostro lavoro di indagine, quindi questo Svevo Joyce, questa amicizia geniale affidata a Laura Pelaschiar e al professor Paolo Quazzolo, e abbiamo voluto con loro lavorare su un testo che parla sicuramente dei grandi scrittori, ma parla anche dei personaggi. Rossetti ormai ha abituato il proprio pubblico a delle stagioni molto frizzanti, molto varie, ed è un po' questa la nostra cifra, il nostro messaggio che vogliamo così provare ad espandere e esportare anche nel resto d'Italia. Grande drammaturgia, come dire, che ci riporta al passato e anche grande drammaturgia contemporanea. Roberto Cavosi, che ha scritto questa Sissi che riportiamo nel nostro teatro, Davide Enia, e poi ancora naturalmente il drammaturgo più famoso d'Italia in questo momento, che è Stefano Massini, che porterà il suo inaspettato spettacolo su Donald Trump. E della prossima stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia continueremo a parlare insieme al nostro Umberto Bosazzi subito dopo la pubblicità, la pausa pubblicitaria, nell'approfondimento serale del nostro telegiornale. Io vi ricordo in conclusione che domani mattina avremo ospiti in studio a Sveglia Trieste Vincenzo Rescigno di Fratelli d'Italia e Giulia Massolino del Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia. È tutto, grazie per l'attenzione, non perdetevi appunto il commento di Umberto Bosazzi sulla stagione del Rossetti.